Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano. Allora figli, siamo su MotoGP, siamo alla gara numero 3, però voglio provare a fare sta cosa, praticamente rinnovo necessario in 8 settimane, diminuisce di una settimana il tempo necessario alla ricerca e sviluppo per il motore d'automoto. Voglio provare, a questo punto costa 8.000. Ok, quindi teoricamente siamo a 6 settimane adesso, vediamo. No, 5 settimane, perfetto. Prossimo weekend Gran Premio Red Bull Grand Prix of the Americas, terza tappa del mondiale. Ragazzi, pole position storica, mi è andato tutto bene Fioi, cioè sono riuscito a prendere due scie nel giro veloce, ho fatto la curva perfetta, quella all'inizio, la S diciamo che se viene bene quella, mi è andata veramente bene, pole. Però ragazzi in gara sarà molto dura perché sinceramente ci sono tanti altri fattori, però intanto è andata bene, dai. Mi accontento, qua in America mi succede spesso, soprattutto all'inizio nel primo anno, però dopo è chiaro che in gara la vedo dura di arrivare anche a podio, però proviamoci, dai Fioi, subito. Andiamo ragazzuoli. E c'è la partenza, Cabaret secondo, primo non ho visto chi, anche Scorsese ci supera, alla Caviale Bulega. Siamo in testa, però calma. Questa è una gara favorevole comunque, molto favorevole. Caviale ci supera, bravo Caviale. Questa è la curva da fare bene, che in gara chiaramente è diverso. Eccola qua. Se guidiamo così sono cazzi, in senso positivo. Attenzione Caviale contro Veneziano, c'è subito, attenzione. Le tifose sono già a 90 ragazzi, con le tettone di fuori, perché c'è questo ragazzotto qua che sta facendo merdone. Il nostro numero 90 come la paura per gli avversari e come la posizione delle fans di Veneziano. Siamo ancora in testa, incredibile, non ci voglio credere, la terza gara. Sappiamo che è una gara favorevole, ma non me l'aspettavo. Adesso questa è la curva più pericolosa, una delle più pericolose. Forse freno un po' troppo, attenzione Cabaret lungo, però mi superano in 50 tipo. Se già il podio sarei felicissimo di avere il podio irridato. Attenzione, frenati, il frena frenati signori. Non si vede che è una gara favorevole questa. Mamma mia, siamo tutti attaccati ragazzi. Vuole. Mamma mia del signor. Benissimo. Primo giro andato, ma ne mancano troppi. Questa l'ho presa veramente di merda. E infatti Caviale, frenati superano, ma c'è l'Italia, c'è tanta Italia in questa Moto 3. E adesso questa è un'altra curva difficile. Qua ho frenato veramente tanto, ma devo prendere l'internazzo puro. Internazzo puro e siamo terzi. Cabaret, Bastardini nelle prime due posizioni, poi Veneziano. Mamma mia. Miraggio. Questo devo prendere bene, fondamentale, prendo di merda, eccola qua. Il podio è duro ragazzi, il podio è durissimo. Vuole esternazzo puro, per poi tentare l'internazzo. Sofferenza pura, sofferenza allo stato puro. Però stiamo andando veramente bene, sono lotte incredibili. Solo che ci sono più stranieri adesso, l'Italia è un po' più indietro adesso. Poi c'è Bastardini al comando.
Adesso però si stanno un po' allontanando i primi tre, porca troia. Che sbormano tipo asfaltato i Bulega, Caviale e Frenati. Il frena frenati. Non è che voglio stare sotto il decima posizione però, eh. Attenzione, qua rischiamo leggermente. Brivido puro. Questa la prendo un po' esterna. Infatti ne approfitta il Fena. Siamo sesti, siamo, le dura. In gara le dura, fioi. Il frena non molla. E inizia final lap Comendiano. Attenzione al final lap. Qua ho perso tantissimo qua. E ho la gomma posteriore è andata, presumo. Faccio fatica. Poi aspetta, anche il mio pilota è scarso perché più avanti vanno i giri e più si stanca, quindi sta roba, c'è delle abilità, me le devo ricordare perché hanno messa su Valentino Rossi le game. Mamma mia. Madonnina del signor. Madonnina del signor. Mamma mia, no, 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 no. No, mamma mia, per poco caduta come indiana. Madonnina del signor, quanto golis c'ha. Quanto golis c'ha. Ma il pilota è stanco e la moto è andata, fioi, Un conto è fare un giro e conto farne tre perché sto in proporzione. Freno prima, devo portare punti, sto per il momento, non posso rischiarmi di sbagliare. Solo che sprofondiamo all'11° posto, mamma mia. Oh. Dai, almeno noni, cazzo, almeno noni. Però ci siamo, cazzo. Dai che ci siamo. Questa modalità manager mi piace tanto, con la scuderia da migliorare e tutto. Mi piace tantissimo. Buona gara comunque, buonissima gara del talentissimo. No, devo tenere il nono posto. Ok, da primi a noni lo sapevo, però va bene. No. Yes! Nona posizione e godo. Dai, stiamo riprendendo la mano. Vedo di andare a livello massimo. Nono posto, il nostro compagno. 29esimo Mandrioli, dai, piano piano. Siamo decimi nel mondiale, molto bene. Perfetto, dai, molto bene. Weekend a Leoni. Ok. Ho sbloccato un achievement. Vince una gara. Tamai, voglio tamare. Ok. Perfetto, non ho raggiunto tutto. Il nostro compagno è ancora una pip, però. Dai, piano piano sta crescendo, però, perfetto. Ok. Che soldi. Femo fatica con sti schei, Ok, torniamo a 16.000, 4 settimane. Il giorno di attività prossimo weekend. Aspetta, devo twitterone però. Allora. Allenamento sessione aggiuntiva del CIS, ricevi bonus immediato all'esperienza per i piloti. Ok. Poi, questa sessione fotografica per prossime gare va a ricevere bonus di credit aggiuntivo 100%. Ok. Meno 100 di costi me ne ciavo. Io proverei a fare...
Provo questa. Ok. 3 settimane mancano, c'è il Gran Premio di Spagna, vediamo Twitterone. Vabbè, qua mi sta spiegando un po' di cose, ma sinceramente me ne fotte un cazzo. Ma allora ci becchiamo dopo le qualificazioni del Gran Premio. Ragazzi, 14esimi, purtroppo Jerez è una gara che amo sì e no. Non ho trovato il setup corretto e quindi 14esimo posto, forse il peggiore risultato in qualifica finora. Vabbè, pazienza, però possiamo comunque recuperare in gara. Questa è una gara dove si può recuperare. Vai ragazzuoli, andiamo. Piano piano. Piano piano possiamo fare buone cose. Comunque per il momento stiamo andando benissimo nel campionato, 10° posto con la Mahindra al debutto, meglio di così non poteva andare. Sono iper soddisfatto. Bravo, bravo Kume. Ok, nona posizione raggiunta. Adesso comincia il difficile perché da qua arrivano tutti i super iper big. Grandissimo Kume. Teniamo la nona posizione e proviamo ad andare a caccia, tentiamo. No, Kume no, ste coglionate però. Ecco, purtroppo nella frenata non ci siamo. Perdiamo addirittura 2 posizioni. Devo sviluppare assolutamente il motore, cioè no, che ce ne santi e ne madonna, abbiamo un motore di merda proprio. La avremo sicuramente meno tenuta, ma fotte sega. No, 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 no. È in questa curva che perdo tutto, mi qualifico, ho perso tutto in questa curva. 13esimi, non bene oggi, non bene. Danilotto di merda. Ok. Mamma mia, però sta moto è veramente di una lentezza disumana, eh. È di una lentezza disumana il Kume, poi che ancora non ha preso per niente il ritmo. Le dura, le dura, le dura. Se poi io freno come un depravato. Ah, se continuo così non vado neanche a punti. Mamma mia. 15esima, ultima posizione per un punticino utile. Tredicesimi, gara iper negativa purtroppo. Dai fioi, dai, dai, dai. Ocio. Buono, questa mi è piaciuta. Dai qualche errore, niente. Nessun errore davanti. Sempre 13, giro veloce di frena frenati. Molto bene. Dai cazzo, Suzuki me lo suki. Attenzione. Almeno 13esimi, Dio madonna. Ma Danilotto se ne sta andando. Molto male qui in Spagna, molto molto male.
Ma per essere la prima stagione è anche normale, Fioi. Però rischio di non andare neanche a punti a questa... Attenzione Nandrolone. Lunghissimo, purissimo, levissimo. Fuori da tutto. 20°, mamma mia. Che figura di merda. Gara iper negativa qui in Spagna. Gara negativissima, devo rischiarla. Mamma, che cesso umano però. Neanche a punti qua. Ci sto provando in tutti i modi a recuperare. Mamma mia che rischi, mamma mia che rischi. Fuori dai punti, fuori da tutto. Gara negativa ragazzi. Vabbè, peccato. Ok, 17esimi, peccato veramente perché poteva fare almeno il 13° posto, invece nulla. Vediamo il nostro amico Americanao. 29esimo, madonna che scandalo. Sprofondiamo in 12esima posizione. Primo sempre Johan Mir. Che fatica ragazzi, che fatica. Che fatica la vita da bomber. Vabbè, posizione obiettivo gara 15esimo, addirittura fuori obiettivo, proprio male, male, male. Vabbè, prendiamo pochi soldini. Poteva andare meglio sinceramente. Ci facciamo il giorno d'attività, manca una settimana per il motore. Allora, ricevi bonus aumento di esperienza per l'abilità e posizione del corpo. Per l'esperienza tutta la prossima gara, abilità controllo, accelerazione, frenata. Sì, prendo questo, esperienza frenata, sì, mi sono preso questo sicuri. Ok, la prossima settimana mi arriva il motore, prossima gara, Gran Premio di Francia a Le Mans. Un saluto dal comandante veneziano, il Cuba. Comunque c'è. Ciao!